Enea d'Artogni per il TG Pot per la sesta rassegna zootecnica dell'agricoltura. Martino Alessi, stasera verte questo convegno con le biomasse. Ma vuol cambiare, goto di che anche le aziende che hanno problemi, la granja de che, la granja dell'Elpihina, cioè la urge sempre problemi, di che per fare la corrente, di che per utilizzare qualche calda le dette per fare di otto la urpre o ma in qualche di. Cioè energia alternativa alle altre energie, insomma. Poto, mia pensa che la via alternativa a quella di Gombei, però mia mi porterà a goto un prova a capire per fa, non è Ungheria fa. Ma parli dell'apporto vegetale o animale? No, non penso che parlerà più che oltre dell'animale, perché non deve parlare del vegetale, perché della ura non deve parlare della melga, che è una mia rete dalle galline, della ura è inutile, ma che non è un'altra banda, non deve parlare del pihina, delle acche, delle dam, di tutto che è il car della stalla, della ura per più per recuperare argoto come mia, argoto che alta fuori qua bande. Per cui come potete sentire, è un convegno abbastanza importante che ad Artogni che parlerà di queste biomasse che le forse fatto delle novità per la Camonica e adesso ne sentì anche del relatore di stasera che dirà. Fausto Cavalli della TG a Tutto Gas è una ditta importante delle biomasse nella provincia di Brescia, questa sera è qui a Artogni. Lei che ha spiegato agli agricoltori come funziona il meccanismo che di queste biomasse è vegetale l'apporto che dà o animale? Nell'impianto di biogas per mettere di tutto, dalla biomassa, dalle deiezioni, quindi dal liquame, letame e anche altri prodotti, l'importante è che siano prodotti del territorio, per cui un impianto piccolo funziona solo con qualche seccata nel circondario, quindi deiezioni della stalla, nel caso dell'impianto di Sulzano che è un impianto da 100 kW si utilizzano anche le sanse delle olie che si trovano nei dintorni da frantoi che ci sono in zona. Questa energia alternativa gala dei costi a mitilo ma dopo renderlo argoto al contadino? Beh, lo scopo è proprio che daga argoto più l'agricoltura che sfrutti la stalla, l'allevamento, non solo per fare il latte ma anche per fare energia elettrica con le DSU. E questa è la roba bella. E risparmia energia, risparmia le palanche? No, non risparmia, vende energia. Vende energia e ci guadagna dal latte ma ci guadagna anche dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dal biogas delle DSU. E in quanti anni ammortizza questo impianto? Si cain, 5-6 anni, quindi un ammortizzamento molto breve, molto semplice. È il complesso da far funzionare oppure è il buttuccio con dei tecnici specifici per il funzionamento? È buttuccio, nel senso che alla fine è il motore dentro dei 150 kg e di fare la manutenzione sul motore dei 150 kg dopo che tutta la parte biologica che funziona da sé che è sul di alimentare l'impianto una volta al dì come da mangiare alle bestie. Ma capite che l'impianto delle biomasse è un lavoro importante per l'agricoltura e che Artogni ha detto tutto che poteva dire di questo impiantino che i contadini, per favorire i contadini a guadagnare guttina di più per questa agricoltura che è in sofferenza. E allora a quel punto che noter che con Dedif Ardil TG Poto invece lui da Artogni le tutto. Ciao!